Siamo? Guarda un po'. Sì, sì, ci siamo live. Buon Perfetto. pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, mi raccomando, metti pure i like i link su I Face. link, sì, sì, ora. Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale video del vostro Marietto Veneziano. E come avete visto, siamo qui a aspettarvi nel canale, aspettiamo le vostre domandine. Eventualmente, naturalmente, siamo qui solo mezz'ora, il legale Marietto Veneziano. Vediamo un po'. Saluto subito Vincenzo e Ligorio. Bene, se avete delle domandine. Ecco la Hilde che è tornata. Bene, Hilde. Invece di copiare il link ho schiacciato uno tra i preferiti. Buon segno. Giornata di pasticci e va bene. Ok, perfetto. Vuol dire che funziona tutto. Qualcuno vuole fare qualche domandina? Hilde, vuoi raccontare qualcosa? Ma allora, oggi abbiamo incluso un altro quadrante che è il quadrante per la misurazione della scala di coscienza di Hawkins e dunque così può essere visto che molti dei nostri iscritti chiedono i Bovis e cercano di capire il loro percorso spirituale, con quello diciamo che abbiamo una marcia in più per dare un'indicazione. Esatto. Che è questo qui. Bene, fatto. Perfetto, sì, sì. Se qualcuno vi ricorda ancora che se non avete ancora fatto di scaricare questo circuito per rinforzare il sistema immunitario fatto dal legale Marietto Veneziano, vedete? Lo potete scaricare tranquillamente nel sito alcapitano.altervista.org o nei nostri favolosi gruppi Face. Bene. Vediamo un po'. La Vincenza Ligorio fa una bellissima domanda. Se cambierà città 4472. Mettiamoci subito l'opera inizio. Va bene, certo. Dopo però fai un approfondimento con le Sibille. Sì, 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 sono qui per questo. Giro 5 carte e vediamo un pochino. Attualmente sembrerebbe che no. Vincenza, penso proprio che no, niente. Sembra proprio che per il momento voilà. Guarda un po' te, Hilde. Certamente, facciamo mescoliamo le carte e chiediamo appunto se Vincenza riuscirà a cambiare città. Vediamo un po' il taglio. Allora, devi aspettare una proposta concreta, devi avere pazienza. Al momento il progetto è debole e la questione è distante. A quanto pare sembra che è possibile che sia condizionato da qualcun altro, ok? Il progetto deve aspettare perché sembra che dipenda da qualche altra persona. Al momento, vedi, non è ancora il momento, è lontano, è ancora troppo un embrione per essere già possibile realizzare lo spostamento. Ciao Eva, ciao Francia. Ciao. Francia, sì, bene. Vedo un'altra domanda. Leggi tu, leggo io, buon pomeriggio, posso chiedervi se avrò un amore in futuro. 2 dicembre del 70. Francia, però cortesemente se ci dici anche il nome giusto, perché non sappiamo cosa guardare. Tu riesci a guardarglielo lo stesso, Marietto? Però non c'è un Il grande nome tasso. sarebbe meglio.
Allora, intanto Grazie. metto i link nei gruppi, se mi vedi indaffarata, sto pubblicando il link della nostra diretta. Ah, Francesca, bene. Allora si chiama Francesca, eh? Ah, ok. Ah, sembra proprio un po' timidino, però diciamo che sì, ha preso una bella spinta, eh? Sì, è più deciso adesso. Sì, sì, Vediamo sì, anche sì. con Fai proprio un giro di Sibilla a vedere le cosa dici. sibille. Sì, Voilà. allora per Francesca, 2 dicembre del 70. Vediamo un pochino se c'è l'arrivo di un nuovo amore. Beh, sembrerebbe proprio di sì, probabilmente comincia, vediamo un pochino se riesco a farla entrare nell'inquadratura. Ecco, abbiamo forse trovato dove metterla. Dunque, sì, eh sì, Marietto, anche il pendolino e anche le sibille, dico, vedono più o meno la stessa cosa, c'è un pochino da aspettare, è possibile che nasca come un flirt, come un qualcosa che all'inizio possa sembrare di poca importanza o comunque non necessariamente un qualcosa che abbia un aspetto duraturo, però ti accorgerai che questa persona e che si tratterà di questa persona da un senso di familiarità che avrai, ti farà sentire a casa, tranquilla. Non so se riguarda l'ambito lavorativo o una persona che ha, o è un mercante, un commerciante, qualcuno che comunque un imprenditore, qualcuno che deve contare su se stesso, sulle proprie forze. E come vedi scatterà una bella scintilla fra voi. Mm? Sì, la risposta per me anche è sì. Ciao Valeria, Ciao Valeria. Mm, se avete delle domande noi siamo qui a disposizione, ci fa molto piacere la vostra compagnia, vero Marietto? certo, vedi una domanda di Eva? Ah, giusto, sì, la mia vita amorosa andrà bene? 15 aprile 83. Vediamo un po'. Pendolino. Perché fa fatica proprio a orientarsi. Beh, a vederlo così in questo momento sembra proprio Uno stallo, eh? sì, uno stallo tremendo, durissimo, impegnativo, Mm. qualcosa di vedo proprio che è duro, 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 duro. Sembra che ci sia qualcosa ma che non si sblocchi. Beh, Non aspettiamo di so. vedere alla fine dove va. Andrà Mh, pur da qualche parte, no? O girerà così. aspettiamo ancora un po'. Beh, io direi, visto così, eh, visto così sembra quasi che non è né un sì né un no. Eh, Qualcosa che bisogna forse, ecco. ecco, ecco. Ah. Oh, Eva, sarà dura, eh. Sarà Sì, molto dura. Hai un visto? salitone da un Himalaya. Mamma Però mia. alla fine sarà grande soddisfazione. Sì, sì, Mamma sarà mia. durissima però. Allora, vediamo un pochettino cosa raccontano le sibille. Chiaramente da quello che si è visto dal pendolino, altro che 3 mesi. Qua, nei 3 mesi non vedremo granché. Dunque, Eva, porta pazienza, vediamo come saranno i prossimi mesetti con le sibille, troppo tanto per, però ce la farai, eh?
dura, ma ce la farai, vediamo un po'. Il taglio mi parla solo di messaggi che comunque hanno un fondo di tristezza e di malinconia che probabilmente in questo momento sono quelli che vanno per la maggiore. Però sì, ma devi avere tanta costanza perché la persona giusta l'hai trovata, vedi? Solo che ci vuole pazienza, donna di servizio, devi portare pazienza e seguire questa situazione nonostante le difficoltà, continuare, vedi, costanza, c'è la riuscita, questa mi parla di riuscita, però mi parla anche di tempo e dedizione, ok? Tanto tempo e tanta dedizione, porta pazienza, non perdere di vista l'obiettivo, tanto Marietto mi dice sempre, anche se puntiamo i piedi, vero Marietto, le cose vanno come devono andare. come Vediamo la devono. prossima domanda. Sì, allora abbiamo Valeria. Valeria, dimmi pure Posso chiedere se entro l'anno riesco ad andare a vivere da sola, 25 giugno 1985. penso proprio di no. Magari non entro l'anno. Non è l'anno, comunque, anche perché ci sono stati degli avvenimenti fortissimi. Prova a fare un giro. Sì, vediamo con le Sibille, vediamo se entro l'anno, mantenendo a mente questa domanda. Allora, Valeria. Il progetto c'è, l'intenzione c'è e probabilmente non è neanche... no, però. Ci sono proprio degli ostacoli. Sembra che per una questione anche lavorativa tu potresti anche pensare a questa opzione, però vedo tutto fermo e delle occasioni che non necessariamente andranno in porto. Questa carta qua parla di un po' di cose da affrontare. Probabilmente non saranno chiare le situazioni, vedi? Dunque devi portare pazienza. Entro l'anno non credo, non è un sì questo qua, mi dispiace. Ok, allora, dice Eva, ragazzi, tutto vero, difficilissima situazione, grazie mille, figurati, avremmo voluto dirti che i tempi erano e la situazione più facile, purtroppo è così. Allora, intanto Perla ci saluta, abbiamo un'altra domanda di Michela, per favore, amore tra l 15 luglio 67 e s 23 settembre 65. Riusciamo solo con le iniziali così? Che tra l'altro... vedo quella di Marzia e Giulia Bianchini. Non ho capito, scusami. Non ho vedo la domanda, però vedo quella di Marzia e Giulia Bianchini. Allora, io, guarda, dall'ordine che compare a me abbiamo Valeria, Michela, Marzia, Eva. Io non la Comunque, vedo. facciamo io ce l'ho invece la domanda di Michela. Comunque, va bene, nell'ordine avrebbe, almeno da me, sembra che abbia scritto prima Michela. Ma tu non la vedi proprio la domanda di Michela? No, non è iscritta al mio E allora canale. te la sto dicendo io. Amore tra L, 15 luglio 67 e S, 23 settembre 65. Grazie. Solo che non è che la domanda è tanto chiara. Comunque sì, no, vediamo. A me sembrerebbe così, anche se non la vedo e ho pochissime indicazioni, direi di sì. Ok, vediamo cosa dicono le mie sibille. Purtroppo, visto che non si tratta nemmeno di te, perché tu ti chiami Michela, L non inizia per M, S, cioè insomma, almeno uno dei nomi avresti potuto gentilmente metterlo per darci una scia, anche se la data
Sì, ma quanta gente è nata il 15 luglio? Dovete capire che anche per noi non è facile se non ci date i dati, eh. Comunque va bene, vediamo cosa dice il mio mazzo di Sibille riguardo questa situazione. Allora, ci sono incontri furtivi e ostacolati. Ma a te ha detto sì, Marietto, io non lo so, sai a che scia mi sono agganciata, però, perché avendo così pochi dati, però io la vedo una situazione un po' così, un po' ferma, Mm. probabilmente non è Approfondire, proprio... prova a approfondire. Hai spazio per approfondire un pochino, Hilde? Sì, allora, abbiamo questa situazione un pochettino ferma, c'è tanto ragionamento, secondo me c'è anche qualche senso di colpa, non lo so, mi sembra che la situazione non sia delle migliori, oppure che la cosa sia ferma per la responsabilità di qualcuno e che tra l'altro ha l'atteggiamento di chi ingigantisce le cose e non riesce ad affrontarle nel modo più giusto. Comunque c'è forse preoccupazione nei confronti di una notizia. Vedo comunque che ci sono degli incontri anche su una base di un sentimento, però ci sono delle cose contrastanti o c'è un gran parlare intorno, ci sono pettegolezzi, qualcuno che ostacola, perché vedo appunto nel prossimo futuro una discussione importante, qualcosa dove già non ci si capisce, c'è quasi l'inizio di un periodo non positivo e poi il tentativo di preservare e conservare, ma anche con la necessità di dover fare un cambiamento. Occhio perché c'è qualcuno che finge di essere amico, ma non lo è in questa circostanza, in questa situazione. Però penso che ci sarà la riuscita di questo amore, ma ci vuole un po' di tempo. Le premesse ci sono, ma ci sono anche molti ostacoli. Allora, Bene, Hilde, sei stato molto chiara. c'è un'altra Brava. domanda, grazie. C'è un'altra domanda, Maria Grazia Giulia Bianchini, che vuole sapere i suoi bovis. Va 13 bene. marzo 1960. Prima però farei anche la scala di coscienza di Hawkins. Bene, sì, un dato in più, come no. Allora, io direi che sulla scala di Hawkins è sulla neutralità, Mm. la Beh, è neutralità, già, la buona non è volontà. male. Mm. Poi andiamo con i Bobis, Con i bovis per Marzia Giulia. Ti ripeto, Marzia Giulia Bianchini, 14 marzo 1960. Ecco, i Bobis andiamo benone, Siamo sui 9.500, quasi Buono, 10.000. Brava buono Marzia. direi, sì sì. Sì, 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 sì. Perfetto. Bene, ha avuto anche qualcosina in più con il dato relativo alla scala di Hawkins, alla Sì. scala di coscienza. Bene, Saluto allora, qui Carla ciao Totta. Kiwi e Carla Totta, che tra l'altro Carla Totta ci pone una domanda. Ci sarà il cambiamento che desidera? Acquario, lei è dell'Acquario. Ma che cambiamento, scusa? E chiede solo se ci sarà il cambiamento che desidera. Data di nascita? Non c'è la data di nascita, c'è però il suo nome e cognome, Carla Totta. Va bene. E c'è anche una sua piccola foto, tra l'altro, dunque, bene o male, un testimone c'è.
11 febbraio 80, l'ha aggiunto. Carla, così che mi... Sì. Beh, sarà un cambiamento lento, con andamento lento, però la buona volontà porterà a un cambiamentone. I Prova un suoi po' a vedere frutti. quale Bene, che vediamo. sì, sarà lento a Vediamo. partire come questo virus, però alla fine, come questo virus, ci Eh, saranno i sì, risultati sì, il desiderati. tempo degli anticorpi. Allora, tieni duro, ma dove te ne vuoi andare? All'estero? Che qua vedo questo, vuoi proprio svolazzare lontano. Allora, sì, ci saranno degli ostacolini e delle cose da superare, probabilmente il contrasto maggiore sarà dato da una persona in particolare, però penso che tu con tanta buona volontà e con la capacità, con l'estro, dovresti proprio riuscire. Direi di sì. Comunque, occhio perché è vero che tu lo aspetti questo cambiamento e in fondo ci sei vicina, sta per arrivare, però alcuni contrasti particolarmente accesi potranno farti perdere un po' di tempo. Non ti preoccupare perché vedo che trovi la soluzione, ok? Comunque sì, ci sarà. Comunque fammi sapere se devi andare all'estero, perché ho visto questa farfallina che vola lontano. Allora, allora abbiamo Eva chiede se possiamo dirle i Bovis. Certo. E anche la scala di... Ok. Anche la scala di coscienza, perché no? 15 aprile 83, vediamo. Allora, sulla scala di Hawkins, anche qui abbiamo coraggio, neutralità, quindi siamo già a un buon punto. E adesso andiamo a vedere con i Bovis per Eva, Sì, sì. Andiamo a vedere la nostra Eva che ci segue sempre. Voilà, pendolino. Insomma, Eva, non scherzi anche tu, in grande forma, in grande spolvero. Ti fa bene seguire il Marietto Veneziano e il Degana perché vedo che è sui 9.000, quasi 10.000 anche te. Quasi, eh? Sì, buono. Buono, sei energeticamente performante, direi, Il visto anche te, testimone anche Sì, te. sì, 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 sì. Perfetto. Allora, Giuseppina ci ha messo la sua data, ma non la domanda, e dunque non riesco a capire cosa vorrebbe sapere, ecco. Però abbiamo comunque Marisa, ecco perché l'avevo vista prima, non mi ricordavo più. Ciao Hilde Marietto, vorrei sapere se i circuiti e i rituali che sto facendo, che sta facendo Egidio Aloisi, per il suo cambiamento nella sincerità e per le cause legali stanno dando i risultati. 24 luglio 67. Allora, vediamo un po'. E qualcosina Mm, timidamente dietro le quinte stanno lavorando, Hilde? sì, ora vediamo anche con le Sibille. Vedi che prendono sempre più slancio, dunque sappiate che la ritualistica è così,
imprime ma anche le onde di forma dei circuiti, che però hanno un impatto molto più lento rispetto alla ritualistica. Comunque anche la ritualistica ha necessità dei suoi tempi, si deve imprimere nell'astrale, sull'astra lunare, l'immagine nuova del cambiamento che vogliamo apporre, e dunque poi ci sono i tempi di ricaduta nel piano materiale, bisogna portare pazienza, ma niente di ciò che viene lanciato con una volontà forte, addestrata, non trova poi, cioè tutto trova la manifestazione. Allora, vediamo Marisa per Egidio. Vedi? Ops. C'è proprio il cambiamento e porterà la riuscita. Questo almeno è al taglio, vediamo comunque al momento. Ok, eccoci qua. Vediamo. Devo fare una riga qui, come fanno sui palcoscenici, no? Con la X. Allora, ci sono delle forze di resistenza, di partenza, ok? Anche perché c'è come una struttura che è datata, ok? Una struttura che è da tempo che è così, che agisce sempre nello stesso modo, però c'è la volontà e la possibilità di qualcosa di nuovo. Vedrai comunque i risultati nel tempo, più avanti. Per il momento si vede e manifesta un certo impegno, ma anche si vede che c'è qualche piccola preoccupazione, anche se è un futuro comunque roseo, se vogliamo, quello che prospetta questa carta, perché anche se non c'è certezza di quale sarà il percorso, così come avviene a quest'età che viene rappresentata da questa lama, però poi è una lama che comunque presenta dei segni e dei connotati favorevoli, positivi. Comunque il futuro di una giovine benestante non potrà che essere comunque buono. E certo qualche preoccupazione, qualche capriccio, dunque dobbiamo leggerlo in senso simbolico, che ci saranno dei piccoli alti bassi, ma il risultato sarà favorevole. Ok, vediamo se c'è una domanda sempre per... dobbiamo salutare, vediamo solo una cosa all'ultimo al volo, le vediamo i Bovis certo. di Marisa, 27 aprile 68. I Bovis e scala di coscienza, allora, così. Vediamo. Prima di tutto la scala di coscienza. Ripetimi un po', scusa Marisa. 27 aprile 1968. Diciamo coraggio, C'è tanto coraggio in questa coscienza. Sì, tanto coraggio. Vedo tanto coraggio, Hilde. Vediamo i Bovis, Guarda. Vediamo i Bovis. Vi ricordo che dovendo noi rispondere giustamente in ordine di tempo, dovreste essere tempestivi per vedere le vostre domande soddisfatte. Diciamo che siamo sui 7.500, più o meno tra gli 8.000 e i 9.000, sì. Buono, buono, sì. Bene Marietto, allora salutiamo a tutte le persone a cui non abbiamo potuto dare una risposta. Cosa ne dici? Le invitiamo a tornare a trovarci? Certo. Dai pure tu gli appuntamenti, Hilde, va che... Sì, allora vi ricordo tutte le sere alle 21 abbiamo il muro di fuoco tutti insieme, quella meditazione che stiamo portando avanti ormai da qualche giorno, forse qualche settimana. Il lunedì il gruppo Telegram dalle 20:30 alle 21:30, dove condividiamo insegnamenti di natura esoterica. Il martedì e il venerdì sul mio canale YouTube alle 20:30 fino alle 21 c'è la diretta,
e il mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sempre alle 20:30 fino alle 21. Noi vi ringraziamo, Marietto, lascio la parola a te. Io intanto vi saluto, un Grazie abbraccio a tutti. grazie della Hilde che mi ha coadiuvato, mi ha aiutato, mi ha sostenuto. Bene, vi ricordo chiaramente che a lunedì sera abbiamo questi, come si suol dire, percorso esoterico tenuto da Hildegarda, coadiuvato dal vostro Marietto Veneziano. Bene, cari amici, vi aspettiamo sui nostri canali e sui nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, io qui chiuderei. Sì, ciao!